Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga si trova oggi a Premariaco a sostegno dell'unico candidato sindaco alle comunali Michele De Sabato. Noi abbiamo approfittato della sua presenza per chiedergli lumi in merito al prossimo incontro con la Ministra dell'Interno Lamorgese che si svolgerà l'8 settembre. Per alcuni data nefasta. Andiamo a sentire cosa ci dice il Presidente Fedriga. Noi porteremo nuovamente le proposte al Ministro dell'Interno Lamorgese, perché pensiamo ormai sia diventato insostenibile, già prima lo credevamo, l'ingresso di immigrati irregolari, soprattutto in un periodo pandemico. Se questo è poi abbinato all'aumento dei falsi minori, che si dichiarano falsi minori e che per norma nazionale siamo costretti a tenere, è chiaro che vuol dire uno spreco di risorse, un'insicurezza per i cittadini, perché ricordiamo che non è soltanto quanti sono positivi tra gli immigrati irregolari che arrivano, ma anche quanti non rispettano la quarantena e quanti positivi sono usciti fregandosene delle norme di tutela della salute pubblica. Su questo noi saremo rigidissimi, abbiamo già proposto di chiudere i confini minori e di controllare quelli maggiori, serve un alleggerimento, quindi un allontanamento di quelli già presenti, serve modificare la legge Zampa, che è quella legge che di fatto vieta qualsiasi tipo di verifica se uno si dichiara minore. Noi abbiamo casi emblematici di quarantenni o cinquantenni che si dichiarano minori. Cosa succede? Che la legge Zampa, la legge del PD, non permette di fare una verifica immediata, ci serve almeno una settimana per quelle procedure folli. In una settimana noi non possiamo più rinviare in Slovenia che è entrato illegalmente, perché il tempo è passato e noi dobbiamo farlo entro 24 ore. Voi capite che è un'umiliazione di questo paese. Ci prendono in giro, si dichiarano minori, li teniamo qua e li manteniamo. Il Friuli Giulia non l'accetterà più. Siete in caso di risposta, diciamo così, ambigua da parte di Roma, come Presidente della Regione lei prenderà qualche provvedimento comunque extra? Noi abbiamo sempre cercato di mantenere un colloquio costruttivo con il governo, seppur nelle critiche, ma abbiamo sempre fatto proposte. Non abbiamo semplicemente detto di no, abbiamo fatto proposte. Se queste proposte non verranno ascoltate e non troveremo una soluzione immediata, è chiaro che noi utilizzeremo qualsiasi strumento per cercare di andare a sollevare il problema, devo dire in questo caso in modo drammatico, perché noi lo faremo in modo drammatico, perché non potremmo accettare che la situazione continui in questo modo, perché le nostre comunità non possono più permetterselo. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.